Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Non solo agrumi, anche ortaggi, frutta e miele sono a rischio nella piana di Catania per la siccità. Danni a tutta la filiera. Seconda puntata della nostra inchiesta. Protesta ad oltranza di Coldiretti, agricoltori ancora in piazza a Palermo per chiedere interventi contro la crisi idrica, denunciata anche l'invasione dei cinghiali. Rosalia Messina Denaro è vera donna di mafia. Le motivazioni della sentenza. La sorella del defunto boss di Castelvetrano è stata condannata in abbreviato a 14 anni di carcere. Nel penitenziario di Enna droghe e cellulari arrivavano con i droni. Blitz della polizia con 13 arresti. I detenuti pagavano sino a 2.500 euro per ricevere un pacco. Emergenza rifiuti, dalla regione arriva 1 milione di euro al comune di Palermo. La RAP dispone doppi turni di lavoro per gli operai. A quasi un mese dalla pioggia di cenere, i sacchetti con la sabbia lavica a Catania sono ancora davanti ai portoni. Lo spazzamento meccanico continuerà fino al 3 agosto. Riapre dopo 12 anni il viadotto Ritiro a Messina. Ci vorranno però ancora una decina di giorni per liberare le gallerie dai cantieri e porre fine al calvario degli automobilisti. Calciomercato, fatta per Apua al Palermo, il Catania cede la Dinetti al Pontedera, a Messina i tifosi diserteranno le partite casalinghe. Bentrovati, continua la nostra inchiesta sui danni provocati dalla siccità nella piana di Catania. Dopo gli agrumi tocca agli ortaggi, alle olive, al miele. Colpiti non sono solo gli agricoltori ma anche tutta la filiera che c'è dietro. Orazio Longo. Disastro. Oltre a non avere più acqua abbiamo dovuto decidere di abbandonare una serie di coltivazioni, quali per esempio le albicocche. C'è un problema grosso anche con i carciofi. Qui abbiamo un'azienda di circa 20 ettari di carciofo con le spese effettuate già l'anno scorso che quest'anno rimarrà incolta. Non di solo agrumi vive la piana di Catania, tra le produzioni importanti anche carciofi, albicocche, ortaggi in genere. Tutte in grande sofferenza, vittime predestinate di una crisi idrica epocale che però non è, come già sottolineato da molti, solo colpa del caldo e del sole, ma purtroppo il risultato di anni e anni di una gestione non adeguata degli impianti di irrigazione che sono sempre più vetusti e malfunzionanti. Eccoli gli invasi visti dall'alto. Un'immagine che parla da sola. Il contatore dei metri cubi utilizzabili di acqua è fermo a zero. La produzione delle olive è al minimo storico, dopo 2 anni già di grande difficoltà. Il settore miele è letteralmente in ginocchio, le angurie sono poche, gli unici a non soffrire sono i fichi d'India. Tutto il resto è arsura, grave, immensa, che colpisce i coltivatori, ma anche l'intera filiera. Un po' tutto il comparto commerciale soffre, che ovviamente gli agricoltori non solo non hanno l'acqua, ma non hanno anche la forza economica per poter comprare ovviamente la parte sia per la difesa che anche per la nutrizione delle piante. A livello commerciale ci sarà un prodotto più piccolo che mancherà sicuramente sulle tavole degli italiani. Queste aziende che non riescono a mantenere i propri dipendenti con la manodopera. Danni enormi e previsioni nere con l'intero comparto che adesso chiede aiuto. Per chi ha perso gli agrumeti, per chi ha perso gli ortaggi, per chi perderà le olive, noi aspettiamo e ci attendiamo degli interventi veramente importanti. Secondo giorno di presidio davanti alla sede del governo regionale da parte degli agricoltori della Coldiretti che continuano con questa loro protesta ad oltranza. Hanno trascorso la notte in tenda a Piazza Indipendenza e chiedono misure urgenti per fronteggiare la siccità. Marco Gullà. Non se ne andranno fin quando non avranno risposte concrete ed esaustive alle loro richieste. Gli agricoltori della Coldiretti invadono Piazza Indipendenza a Palermo. Hanno trascorso la prima notte davanti alla sede del governo regionale. Tende, qualche sorriso di speranza e un continuo grido d'aiuto per fronteggiare alcune emergenze, come quella della siccità. Ovviamente è un tema importante che richiede un impegno da parte di tutti efficiente, non solo per distribuire in maniera corretta la poca acqua che abbiamo a disposizione, ma soprattutto per pianificare quelli che sono gli interventi che andranno fatti da qua ai prossimi anni. Misure immediate anche per fronteggiare l'invasione dei cinghiali che distruggono i raccolti degli agricoltori. Oggi siamo qui anche per definitivamente capire come possiamo limitare i danni dalla fauna selvatica, prima tra tutti i cinghiali che stanno distruggendo intere coltivazioni di molti agricoltori siciliani. Non può un agricoltore seminare del grano e poi vederselo distruggere o buttare a terra dalla presenza di questi suinidi che
praticamente distruggono tutto quello che trovano nel loro passaggio. Non li scoraggia nemmeno il forte caldo, gli agricoltori e produttori rimarranno in piazza ad oltranza. Rosalia Messina Denaro, una vera donna di mafia che ha avuto un ruolo determinante nella copertura della latitanza del fratello Matteo. È stata delineata in modo ancora più dettagliato la figura della donna nelle motivazioni della sentenza di condanna a 14 anni. Sentiamo Roberta Lunghi. Rosalia Messina Denaro è una vera donna di mafia, non solo perché è nata e vissuta in una famiglia mafiosa, ma perché con adesione consapevole ha svolto un importante ruolo all'interno dell'organizzazione. E quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna della sorella di Matteo Messina Denaro, a cui in abbreviato il 12 luglio sono stati inflitti 14 anni di carcere dal Tribunale di Palermo. La donna, scrive il GIP, ha manifestato piena aderenza alle regole di Cosa Nostra, una precisa scelta di vita criminale fondata sul rifiuto dello Stato e delle sue leggi. Rosalia, la donna dei pizzini come modo di comunicare, in quei pezzetti di carta si evincevano anche le sue considerazioni sulle azioni degli investigatori, ritenute atti di persecuzione al fratello. Di Rosalia Matteo si fidava, tanto da attribuirle non solo il compito di trasmissione dei messaggi, ma anche quello di destinataria delle disposizioni da eseguire. A lei, inoltre, il compito di gestire una serie importante di operazioni economiche in entrata e in uscita e quello di maneggiare il fondo riservato che veniva continuamente rimpinguato da utilizzare non solo per il fratello latitante e per sostenere spese personali anche voluttuarie, ma anche per la distribuzione di denaro a terze persone. Droga e telefonini arrivavano nel carcere di Enna con il drone. Blitz della polizia con 13 arresti. Il gruppo aveva stabilito anche un tariffario che prevedeva fino a 2.500 euro per consegnare un pacco nelle celle. Giusy Lazzaro. La droga e i telefoni cellulari arrivavano in carcere con un drone telecomandato dall'esterno. Cocaina, hashish e microtelefoni facilmente nascondibili entravano nella casa di reclusione di Enna. Il trasporto andava avanti da mesi. Lo hanno scoperto gli investigatori della squadra mobile della polizia penitenziaria coordinate dalla procura di Enna e dalla procura per i minorenni di Caltanissetta. 13 gli arrestati, quasi tutti catanesi, indagato anche un minorenne per traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Collaudato il trasporto. Durante la notte i fornitori, stazionando nelle vie adiacenti al carcere, legavano con una corda delle buste contenenti droga e telefoni e dopo aver fatto alzare in volo il drone lo guidavano fino alle finestre delle celle, con i detenuti pronti ad allungare le braccia dalla finestra per recuperare il materiale. Il primo blitz la notte del 4 ottobre del 2023, quando i poliziotti hanno fermato 2 catanesi e sequestrato 2 droni. Le indagini hanno portato alla luce un vero e proprio tariffario da parte del gruppo criminale che per consegnare la droga ai cellulari nelle carceri chiedeva 2.500 euro per un pacco e fino a 3.500 euro per la consegna di 2 pacchi. Perquisita l'abitazione di Enna della moglie di un detenuto, dove sono stati sequestrati microtelefoni, cocaina e hashish destinati al marito recluso. Dopo le aggressioni della scorsa settimana da parte di un detenuto magrebino, nuovi episodi al carcere minorile di Bicocca di Catania. La denuncia arriva da Francesco Pennisi, consigliere nazionale per la Sicilia degli agenti penitenziari. Stamattina un altro detenuto si è scagliato contro un assistente capo, colpendolo ripetutamente con schiaffi e pugni e lanciandogli contro uno sgabello, procurandogli varie contusioni. Mentre ieri sera un ragazzo con presunti problemi psichici ha dato fuoco alle suppellettili della cella. Avrebbe compiuto 9 rapine in pochi mesi fra Paternò e Santa Maria di Licodia, ma anche a Catania. A tradirlo è stato un tatuaggio sul collo. Arrestato Mirko Natale Fusco, che tra gennaio e maggio scorso avrebbe effettuato con cadenza quasi bisettimanale rapine soprattutto a distributori di carburanti e supermercati. Il rapinatore agiva con lo stesso modus operandi, come vedete in queste immagini, armato di coltello o pistola. Bottino medio circa 400 euro, ma in una gioielleria si era impossessato di gioielli per un valore di oltre 100.000 euro. E torniamo a parlarvi dei rifiuti che invadono le strade di Palermo. Dalla Regione arriva 1 milione di contributo straordinario al Comune per fronteggiare l'emergenza. Marco Gullà.
Anche la regione siciliana scende in campo per fronteggiare l'emergenza rifiuti a Palermo con un contributo straordinario di 1 milione di euro al comune palermitano. Il governo regionale si appresta a depositare in aula un emendamento alla manovra finanziaria in corso di approvazione all'ARS per andare incontro alle esigenze del capoluogo invaso dai rifiuti. Saranno risorse che l'amministrazione impiegherà subito, ha detto il sindaco La Galla, facendo ricorso ad un maggior numero di ditte esterne che possano coadiuvare il RAP nel recupero e nello smaltimento dell'arretrato, in particolare nelle aree più congestionate dalla presenza di cumuli di rifiuti. La RAP sta provando a contrastare l'emergenza in qualsiasi modo, innanzitutto con i doppi turni, sono stati infatti trovati fondi, e poi con una mossa che è anche una sorta di ultima spiaggia, ovvero mandare in strada anche alcuni dipendenti dislocati in altre attività, compresi uffici e officina. Insomma, chi sta in ufficio deve mettersi a disposizione dell'azienda e aiutare gli operai nella raccolta dell'immondizia. La previsione del presidente della RAP, Giuseppe Todaro, è di un impiego massiccio di uomini e mezzi per fare rientrare l'emergenza in città, a partire anche dal ricorso alle ditte di privati. Nel frattempo sono ancora numerose a Palermo le strade trasformate in discariche. Catania invece alle prese con la raccolta della cenere. In un pazzo il fatto di quartieri diversificati per presenza di cenere nelle strade, nelle piazze e di sacchetti di sabbia nera ancora davanti ai portoni. Intanto il Comune ha prolungato il piano di spazzamento meccanizzato fino al 3 agosto. Roberta Lunghi. È una città a macchia di leopardo, Catania. I quartieri presentano un'immagine diversa a seconda di quanta cenere ricopra strade, piazze, marciapiedi o di quanto i sacchetti di polvere nera raccolti dai cittadini stazionino davanti i portoni di casa. Il nostro tour inizia dal quartiere di Canalicchio, cartolina di un luogo dove lo spazzamento meccanizzato non è stato pianificato. Parlando con gli uffici competenti hanno dato priorità al centro, quindi anche a Picanello, per fare in un secondo momento la zona di Canalicchio, Barriera, Carrubbo e Villaggio Dusmet. Ci spostiamo laddove ieri l'immagine era questa. Quella che state vedendo è Piazza Bovio ieri. Oggi siamo tornati all'indomani della pulizia prevista, che peraltro comprendeva anche la necessità di spostare le auto, come si legge appunto in questo cartello affisso in un palo. Siamo ritornati proprio per vedere com'è andata. Le strade che prima erano ricoperte risultano onestamente pulite, ma molte auto in sosta non sono state rimosse. Il risultato è questo tappeto di multe su questo lato della strada, mentre sull'altro ci riferiscono che le auto sono state portate via. E se molte di queste strade onestamente presentano un aspetto pulito rispetto alla cenere, ciò che non è accaduto invece è la pulizia di questa piazzola e anche di questa fontana, desolatamente senza acqua ma con tanta cenere. E poi ci sono luoghi come questi, siamo tornati a Picanello, dove c'è di tutto, c'è la terra sui marciapiedi, c'è la terra sulle strade e ci sono i sacchetti, tantissimi, di cenere vulcanica che si mischiano anche a rifiuti. Dove si deve buttare tutta questa terra che c'è in giro? Uno cerca di essere civile, ma civile non si può fare a Catania. Il piano di spazzamento automatizzato si arricchisce di un appendice rispetto al primo calendario, nonostante il valore dei macchinari utilizzati sia pesantemente messo in discussione da tanti cittadini che abbiamo intervistato. Sì, aspirano da un lato e la buttano dall'altro lato. L'ultima data al momento è la notte tra il 2 e il 3 agosto, con in calendario anche l'importante arteria di via Passo Gravina. A Messina è stato inaugurato il viadotto Ritiro, che riapre al transito dei mezzi dopo 12 anni. Ci vorranno però ancora una decina di giorni per liberare le gallerie dai cantieri e quindi dare sollievo agli automobilisti. Francesco Triolo. Un tratto di tangenziale atteso 12 anni, 7 anni di cantieri, lavori che hanno reso soprattutto l'estate dei messinesi e dei turisti autentici calvari per raggiungere la riviera tirrenica. Riapre il viadotto Ritiro a Messina, un'inaugurazione in sordina questa mattina senza il presidente della regione Renato Schifani, bloccato a Palermo, ma che darà finalmente una viabilità fluida. Oggi è uno dei tanti cantieri che stiamo monitorando già da 20 mesi dall'insediamento del Presidente della Regione e del suo governo sparsi in tutta la Sicilia. Riteniamo che questo sia stato un grande passo avanti, sappiamo dei ritardi che hanno contraddistinto quest'opera, ma dovevamo mettere un punto e oggi mettiamo un punto perché oggi si apre il viadotto già dalle 15, ma poi già nei prossimi 2 giorni verrà aperta anche la galleria
e nelle prossime ore si avvieranno i lavori per rifare la soletta dell'altro senso di marcia, in maniera tale che già da giorno 9 saranno aperti entrambe le carreggiate su 2 corsie ciascuna. Per dire addio alle code, infatti, dovranno concludersi anche i lavori sulle gallerie Telegrafo per poterle riaprire con 2 corsie per senso di marcia dal 2 agosto in direzione Catania, dal 9 agosto in direzione Palermo, una decina di giorni ancora per rendere quel tratto di strada libero da ogni cantiere. Ma in molti oggi hanno sottolineato che non può essere una festa perché 12 anni sono tanti, troppi, ed i disagi sono stati interminabili, così come le code. Ci fermiamo per una pausa, ci vediamo tra poco. Ad Agrigento, nel centro storico, ha debuttato la rassegna letteraria Agrigento Noir, il Festival del Giallo. Sentiamo Davide Sarto. Agrigento si tinge di giallo, nel successo della 4ª edizione del Festival del Giallo Agrigento Noir, una rassegna letteraria attesa e coinvolgente organizzata dalla libreria Il Mercante di Libri. La location è il centro storico della città dei Templi, piazza Ravanosella, da poco riqualificata e rilanciata dall'amministrazione Miccichè. Viviamo in un'epoca in cui c'è bisogno di avere una giustizia sociale e i gialli ce la danno. Leggiamo delle storie dove abbiamo un crimine, si svolge un'indagine e alla fine il colpevole viene affidato alla giustizia. Ecco, questo ci tranquillizza perché purtroppo nella realtà non sempre è così, quindi ci piace identificarci dalla parte dei buoni. Ma il genere noir credo che sia uno dei generi principe che riesce a suscitare e a stimolare il cervello umano, perché il noir ti porta alla continua ricerca, è una ricerca sempre del colpevole, la ricerca del personaggio, la ricerca di chi ha compiuto cosa. Ospiti di Agrigento Noir, Salvo Toscano, Gaspare Grammatico e Fabio Mundadori, ma anche Eleonora Carta, Gaetano Savatteri e Ciro Auriemma, per un evento che anima il panorama culturale e artistico della prossima Capitale della Cultura 2025. Tra workshop e concerti prende il via la sezione itinerante off dell'Alcantara Fest, che aprirà i battenti con una festa greca e green. Orazio Longo. Cibo a chilometro zero, stoviglie riciclabili o compostabili, bici elettriche, un'esperienza immersiva attraverso laboratori di yoga, danze popolari, canto, escursioni e bike trail. L'Alcantara Fest, giunto alla 20ª edizione e conclusosi a Pisano di Zafferana Etnea nel Catanese, fa del green una chiave di lettura fondamentale nella proposta musicale che va dal folk alla world music, anche per la sezione off che vedrà dal 30 luglio al 2 agosto artisti esibirsi in modo itinerante tra Catania e il Pedemontano Etneo. Ad aprire gli eventi sarà la festa greca con un workshop di danze greche a Via Grande e un concerto alle 21. E adesso una brevissima pausa e poi parleremo di calciomercato. Eccoci al calciomercato, è fatta per Apua al Palermo, il Catania invece cede la Dinetti al Pontedera, mentre Welbeck è a un passo dal Lucchese. A Messina i tifosi diserteranno le partite casalinghe. Sentiamo Angelo Gagliano. Il Palermo costruisce il puzzle per una grande stagione. Accade così che Brunori, da separato in casa, diventa l'uomo copertina di una squadra che scopre valori tecnici ma anche umani. Per l'esterno ventenne a Poix c'è l'accordo con Nantes sulla base di 2 milioni di euro. Prima dell'annuncio, visite mediche e firma. In uscita, Nedelciaro è seguito dalla Salernitana, mentre per Damiani asta tra Pescara e Foggia. In Lega Pro indosserà l'abito di sicuro protagonista il Catania, che lavora su più fronti in attesa dell'ultimo test con il Pineto di Mirko Cudini. In cima alla lista degli obiettivi Guido Gomez, 28 gol negli ultimi 2 anni a Crotone, e Davide Merola che, mentre cura la pubalgia, sogna quella B che potrebbe raggiungere sul campo con il club rossazzurro. Sempre in entrata, vicinissima all'intesa con il laterale destro Davide Guglielmotti. Lo scorso anno a Lecco, in Serie B, il Catania avrebbe bruciato la concorrenza del Cosenza. Lescano verso la conferma a Trieste, per Redan in corsa anche l'Avellino. Sul fronte cessioni, la Dinetti ritorna al Pontedera, quasi
rifatta per Welbeck alla Lucchese, stessa destinazione per l'attaccante Rocco Costantino. Della cordata americana non c'è più traccia e la crisi societaria del Messina si acuisce, mentre in ritiro Modica allena un gruppo troppo giovane per nulla competitivo. I club organizzati annunciano la decisione di non seguire le gare al Franco Scoglio. In casa Trapani il tecnico Torrisi lavora per assemblare un organico quasi interamente stravolto, del quale non fa più parte la punta Marsico. Per lui viaggio di andata e ritorno in Serie D, preso dall'Ocri, girato in prestito all'Andria. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.